Amici bellini, Conte più realista del re. Oggi c'è stata un'intervista al TG1 di cui dobbiamo parlare. E poi anche delle parole di ADL che mentre firmava degli autografi, parole che fanno discutere. E poi stasera ci stanno fa, cominciamo. Allora, video un poco più presto oggi, lasciate il like. Benvenuto Davide22, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Corriamo veloci verso i 22.900, una cosa del genere. Dai, prima dell'inizio del campionato a 23.000 ci arriviamo. E andiamo veloci con i vostri like, perché Conte ha fatto una dichiarazione che secondo me è molto importante e dobbiamo parlarne. Poi stasera ci dovrebbe essere l'incontro Conte con tutti i suoi collaboratori, tipo 15-16 collaboratori, ci dovrebbe essere anche Oriali. Volevo aspettare, ma poi c'ho il che fare, quindi rischio di non farvi nessun video. Se si parla con Oriali, se gli fanno le domande giuste, io recupero tutto e ne parliamo domani, quindi dovete essere iscritti e dovete pure cliccare sulla campanella, secondo me, così sappiamo tutto. Ma oggi Conte ha detto una cosa importante. Prima di Conte chiariamo una cosa con ADL, perché era sulle tribunette a firmare autografi. Io poi vuol dire che è fondamentalmente più amato di altri presidenti, perché uno che firma autografi dopo un 10° posto è perché gliel'avevamo detto: se tu deleghi e lasci prendi nelle posizioni giuste il direttore sportivo che lavora al posto tuo, l'allenatore che prende delle decisioni, poi tu fai il presidente, se ti amano firmi gli autografi e va benissimo. Poi però ovviamente nella folla c'è qualcuno che gli grida: prendi Hermoso, prendi Messi, e lui, sentiamo un attimo così vi spiego bene. Presidente, prendi Hermoso. Presidente, compra Messi. Vedo che ti calcio capisci molto poco. E le risate varie. Senza farvi vedere il video, qualcuno ha giustificato, ha detto: ma quello ha risposto al bambino che dice prendi Messi, e il presidente risponde: vedo che di calcio ne capisci molto poco. In realtà lui stava processando, si vede benissimo dal video, stava processando la risposta a chi gli aveva chiesto di Hermoso, e mentre la stava per dire, che si vede proprio la bocca aperta, e poi il bambino dice prendi Messi. Nel frattempo il presidente si sta rivolgendo a chi gli ha chiesto di Hermoso e dice ne capisci molto poco di calcio. Ora, questo però non significa niente, non è che il presidente sta smentendo la trattativa con Hermoso, tant'è vero che nel passato quante volte lo abbiamo visto smentire delle cose che poi sono avvenute, lo abbiamo visto dire delle cose che non sono avvenute. Quindi prendere col granellino del sale ogni volta che il presidente parla, e questo non significa assolutamente niente. Si preferirebbe che non rispondesse sotto questo punto di vista, e si preferirebbe che il Napoli acceleri se veramente è interessato a Hermoso, perché si parla di infiltramenti, di interessamento da parte anche del Milan adesso, dopo quello dell'Inter, e insomma. Però noi ci siamo resi conto di una cosa: se voi la vedete fisicamente così, tutti belli schierati, vi rendete forse ancora più conto di quanto il Napoli ha bisogno di sfoltire, ma di sfoltire proprio tanto. Non ne puoi comprare un altro finché non esce qualcuno. Guardate quanti ne sono, e secondo me, guardati così, ecco che Conte comincia a dire anche delle frasi che possono essere anche molto forti per un tifoso che si stava esaltando. È arrivato Conte, tutto a posto, secondo posto, primo posto. No, calma, perché Conte arriva dopo aver visto la squadra dall'esterno, dallo stadio, dopo aver analizzato quello che è così, però si rende conto della situazione, e non c'era nemmeno probabilmente bisogno dell'amichevole con la Naune per capire che sì, tanta roba, una rosa lunga e profonda, ma via, cioè molti di questi qua non servono, nel senso che devi prendere meno pedine ma di più qualità, altrimenti c'hai un sacco di quantità, ma poi alla fine chi te lo mette il cross buono? Chi va a contrasto e fa ripartire pulita l'azione quando devi rilanciare subito? Molti di questi qua. Conte dice proprio: la situazione non è alta, è media. E quando parli di una situazione media in un campionato di 20 squadre, la situazione media è 10° in classifica. Ecco perché Conte mi sembra più realista del re e ci riporta tutti sulla terra, prima di tutto per non darci
per non autoporci una pressione che non merita il Napoli in questo momento, e poi perché conferma il suo essere, perché Conte è sempre stato così. E quando lo dicevamo, quando si parlava di Conte prima che fosse fatta, ma quando mai quello cambia? Non cambia Conte, non cambia De Laurentiis, non cambia nessuno. Quelli che sono i personaggi, quelli sono. E Conte già sta dicendo, lancia dei messaggi, e adesso lo ascoltiamo. Il mercato va fatto, è importante, quello che funziona, ce lo teniamo, ma quello che è da andare bisogna dare. Ascoltiamo. Stiamo iniziando un percorso, sicuramente un percorso di ricostruzione, me ne sto rendendo veramente conto qui adesso. Quello che mi sto accorgendo è che c'è veramente tanto da lavorare e non si parte da una situazione alta, si parte da una situazione media. Ecco. Si parte da una situazione alta, si parte da una situazione media, cioè l'Amma Faticà diventa ancora più importante, ancora più valore se partiamo da questa situazione qua. Quindi attenzione. A volte la vittoria copre tante magagne, no? Invece bisogna essere obiettivi e capire dove si può migliorare per continuare poi ad essere competitivi e vincenti. Così come nella sconfitta devi essere bravo a tenere le cose buone, non tutto è da buttare, però quello che è da buttare lo devi buttare. E questo mi ricorda anche l'insediamento di Spalletti, quando tutti eravamo molto negativi, Gattuso out e tutte le cose. Spalletti entra dicendo: non è tutto da buttare, io vengo, c'è già un impianto forte e da quello io devo aggiungere il mio e migliorare quello che è migliorabile. Quindi qua ci siamo, e ci mettono poco gli allenatori esperti, gli allenatori che hanno esperienza e che conoscono il calcio, a capire quello sì, quello no, qua ci posso lavorare, quell'altro anche se ci lavoro più di tanto non mi può dare, lo sanno bene. Poi gli chiedono della nazionale onestamente, e ci interessa poco. Ci sono anche altre dichiarazioni dove Conte parlerebbe delle coppe, non lo so se è stato tagliato dal servizio del TG1, che dice non avere le coppe è un vantaggio probabilmente perché puoi lavorare, e siamo d'accordo, ma è anche uno svantaggio perché hai poi una rosa meno importante se non hai le coppe. E quindi anche qui Conte si sta guardando i video, sta lasciando i like, si sta allineando completamente a un discorso che non può essere il discorso di frase fatta. Conte senza coppe, scudetto, assolutamente no. Oltretutto stanno aumentando piano piano, poco, però piano piano stanno aumentando quelli che stanno parlando di una realtà inconfutabile, che le coppe sono allenanti molto più dell'allenamento, perché è partita vera, perché è partita che ti fa fare esperienza, perché ti confronti con grandi avversari internazionali. L'allenamento sì, ti tiene allenato perché è Conte, quindi sotto questo punto di vista sì, ma non è paragonabile alla partita. E poi hai tutta una serie di giocatori che sanno di giocare di meno e che se non restano sul pezzo, quando poi li chiami in causa, qua dipenderà molto da Conte, tenerli sempre sul pezzo, anche quelli che partono in teoria dalla panchina. Di conseguenza, signori, sfoltire. Io qua ho cominciato a fare le grafiche di Lukaku perché si parla di Lukaku con l'uscita di Osimhen, e parliamo di Lukaku, va benissimo, è un discorso che divide, perché lo so che divide. Con gli abbonati ci stiamo divertendo tantissimo perché mi riportano i numeri buoni di Lukaku, mi riportano anche i numeri meno buoni, giocatore che la squadra va fatta intorno a lui, bene o male, proprio per caratteristiche, e io qua mi soffermo più che sul valore di Lukaku, sui suoi compagni. Se a Lukaku gli metti a fianco un Lautaro, quindi la doppia punta funziona bene perché uno mantiene palla, l'altro gli gira intorno, lo scambio, la famosa Lula funzionava benissimo. Se gli metti accanto un giocatore come Dybala può andare bene perché la qualità di Dybala è quella che è, però io non comparerei Dybala con Politano, se lo mettiamo in un tridente, cioè con 2 trequartisti dietro di lui, è bene secondo me dare un po' più spazio a Ngonghe, per esempio. Con Ngonghe mi trovo, Lukaku sponda Ngonghe. Se invece Politano, che è più di palleggio e più di tocchettini e più di temporeggiamento, secondo me vediamo tante volte Lukaku fare quel gesto, il gesto così, dice sto qua, non me l'hai data. Quello è un gesto che non ho mai sopportato dai tempi dell'Inter, e Lukaku è un lamentoso. Secondo me questo si trova con Conte, che sono due che si lamentano tanto, è lamentoso, vuole sempre la palla, se non gliela dai si lamenta sempre. Questa cosa quando si vince è
tutto a posto, nessuno si lamenta, lui una palla non gliela dai, l'altra gliela dai e segna, tutti si abbracciano e va bene. Se non le cose non vanno subito bene, è un atteggiamento che può dar fastidio ai compagni di squadra. Ecco perché io sono convinto a metà per quello che riguarda Lukaku. Ma tant'è, ci stiamo prendendo delle responsabilità e Conte si sta prendendo delle responsabilità. Se ha individuato, se ha detto ok, tu Osimhen non lo puoi trattenere, benissimo, però almeno mi devi prendere questo per forza, e poi chiederemo a Conte gliene chiederemo conto del rendimento anche di Lukaku. E Conte non è che può, il suo pupillo poi va in conferenza e dice ma Lukaku sbaglia il gol, altrimenti vediamo. Si sta delineando la situazione, è una situazione che io vi ripeto è difficile, bisogna, quando quello dice amma fatica, c'ha proprio ragione, perché non è che tu schiocchi le dita e passi dal 10° posto immediatamente al 1° posto senza così. Sono tante vittorie da fare, tanti gol da fare, tanti gol da non prendere, e su questa rosa bisogna lavorare tanto. Si parla di Østigård sempre più in uscita, e Østigård non significa subito che entra Hermoso, perché ti esce anche un destro, quindi Østigård e Rafa Marin. Esce Østigård, hai preso Rafa Marin, hai ancora Juan Jesus, Nathan, Olivera che ti torna e Mario Rui da sistemare, tutti mancini per far entrare un altro mancino Hermoso. Questo è importante, anche anche il centrale è mancino, quindi questi tre qua che in questo momento sono da considerare i titolari insieme a un possibile Olivera appena arriva in difesa. Devi capire la situazione degli esterni con Zerbin, Mazzocchi, con Mario Rui, aiuto. Il centrocampo, ho aggiunto Foloruscio, capire la situazione, se Cajuste convince o meno Conte, Gaetano che però lui lo vede un po' più qua, la situazione di quanto mercato a Lindstrom, perché poi tutto alla fine è chi li vuole, quanto mercato a Lindstrom, capire ancora una volta se Raspadori è un mistero o se ti può giocare uno dei due sottopunta, insomma, capire anche quello che sarà il vice numero 9, che se sarà Lukaku tra Khedira e Simeone. Insomma, c'è tanto da fare e io sono contento che Conte stia in maniera morbida, senza la polemica, ma in maniera morbida sta cercando già di indirizzare almeno quello che è il racconto di questa stagione sotto un punto di vista di grande realismo, senza l'ottimismo sfrenato, perché l'ottimismo sfrenato ti può portare a fare degli errori di considerazione che dici vabbè, ma qua ci possiamo arrangiare con Zerbin, no, se si può fare, vediamo di farlo. Abbiamo acceso sigari con i dollari, quindi non vedo problematiche economiche. Per quanto riguarda Lukaku si deve anche riflettere se c'è ancora il decreto crescita o no, perché non è chiaro. Quindi quanto ti costa all'ordo un giocatore che sta sui 31 anni e che non te lo rivendi più. Sono tante le cose su cui il Napoli deve riflettere e deve agire il più in fretta possibile, almeno per dare una parvenza di squadra già a Castel di Sangro, perché ormai Di Maro con l'ultima amichevole di sabato ci siamo organizzati. Adesso però Castel di Sangro ci avviciniamo moltissimo già alla prima partita di Coppa Italia e dobbiamo essere pronti, e io non vedo l'ora, Quindi bene, per me bene, queste dichiarazioni per me sono giuste. Bene anche ADL si è tolto da mezzo, non vado alla folla, è andato tra la folla perché lo deve fare, ma va bene, non mi interessa. A me ADL mi dà fastidio se poi è lui. Non si sente? Ora si sente un po' meglio? Sì. Che va a trattare con Pozzo e dice mi sono rotto i coglioni, non voglio fare più niente, è là che è male. Fa il presidente, firma gli autografi, fa le battute, cerca di farle in maniera educata se è possibile, se no il personaggio lo conosciamo e va benissimo, non possiamo fare polemiche sul nulla, su una battuta. Qua veramente vado io contro i tifosi che vanno contro De Laurentiis, perché non c'è niente proprio di cui parlare. L'ultima notizia che ho sentito, c'è stato uno scontro tra un tifoso del Napoli e Criscitiello su Sport Italia, e Criscitiello insiste che Di Lorenzo ha avuto un aumento, mi è stato chiesto anche in live, quindi lo tocco l'argomento, che Di Lorenzo ha avuto un aumento in sede poi di discussione quando si è parlato con la gente per rimanere a Napoli e per non accettare la Juventus. Criscitiello parla di una conferenza di Giuffri lunedì, stiamo in attesa perché quella là che poi è saltata che doveva tenere evidentemente è stata solamente posposta.
posposta. Quindi staremo a vedere, perché poi pure l'aumento mi sembrerebbe un po' troppo, Che poi, che vuoi fare? Vuoi essere riconosciuto come quello più pagato? Vuoi essere pagato più di Politano? Per capirci, perché a questo momento è così. Se arriva Lukaku, comunque sarà Lukaku il più pagato. Quindi cerchiamo di capire anche la situazione del monte ingaggi, perché Napoli l'obiettivo è ritornare in Champions e riprendere i soldi della Champions. Se poi vai in difficoltà, ocio, perché il fatturato non è che è cresciuto, non è che abbiamo fatto lo stadio di proprietà. Quindi se non è cresce il fatturato, il tuo modo di fare è rivendere i giocatori. Se compri i giocatori in là con gli anni non lo puoi fare e devi andare in Champions per forza, altrimenti non si può sostenere. Da New York, Valerio Fluido e Conte. Come Valerio Fluido non è Conte è Conte, però Conte si guarda i video nostri e secondo me si è allineato, e quindi ancora una volta penso che siamo d'accordo con l'allenatore e analizzeremo tutte le cose per essere il più obiettivi possibili e cercare di fare un campionato sereno, perché tutte le cose divisive poi dopo io le devo unire con lo scotch. I like finali li avete lasciati? No, lasciateli adesso che io poi domani Oriali.